Ci siamo? Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai giornalisti e ai cittadini che ci stanno seguendo. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio i nostri ospiti Lucio Cons e Marco Ghinami che rappresentano il gruppo insieme di 41, mi diceva ora di 42 associazioni. Oggi siamo qui per presentare in questa conferenza stampa una risoluzione che nasce, intanto permettetemi di ringraziare la dottoressa Mirella Gallinaro che da anni segue questi temi e ci ha dato una mano a comporre un po' il quadro, e ringrazio il gruppo insieme Lucio e Marco perché sono anni che insomma c'è il tema che voi ponete in modo attento, che sarebbe riduttivo dire motondoso, perché c'è tutto un insieme dietro di elementi che vanno nella direzione della salvaguardia, della tutela dalla nostra città, dalle rive alla pratica sportiva, quindi è riduttivo dire motondoso, dopo lo spiegheranno meglio loro. Comunque 42 associazioni che ringraziamo per aver tenuto alto il pungolo alla politica, per aver tenuto alto il livello di attenzione su un tema che, ahimè, in nome del turismo, in nome del profitto, in nome del guadagno, molto spesso viene dimenticato, al punto che nessuno si offenda, si può dire che in nome del business Venezia può quasi anche essere violentata in alcuni dei suoi aspetti più intimi, della sua bellezza e della sua fragilità, perché tanto c'è un sistema economico che in qualche modo deve girare. Noi non abbiamo fatto nulla di particolare, ci siamo limitati a prendere le vostre esigenze e come consiglieri regionali a tentare di istituzionalizzarle, perché ci eravamo accorti, Lucio, Marco, che dopo anni che eravate attenti, precisi, tra l'altro con un materiale di altissimo livello anche che abbiamo avuto pregio di vedere, non c'era mai stata una istituzionalizzazione del tema, cercando di porre anche in un organo legislativo come quello della Regione Veneto un punto fermo e far sì che anche nella documentazione della Regione Veneto ci sia traccia di questa richiesta, perché gli incontri sono importanti, gli articoli sul giornale sono importanti, però negli enti locali e negli organi legislativi quello che conta è che ci sia un percorso, non facile perché richiederà tempo, ma che ci sia un percorso che vada nella direzione di poter costruire qualcosa. Noi abbiamo chiesto alla Giunta regionale di farsi parte attiva, a coinvolgere tutte le autorità competenti al fine di giungere quanto prima alla predisposizione di un piano del traffico nella laguna di Venezia. Questa risoluzione, eccola qua, la numero 167, è passata ad unanimità. Per questo ringrazio tutti i colleghi del Consiglio regionale e di tutto l'arco istituzionale per aver capito l'importanza del tema, e oggi con degli elementi di novità in campo, ovvero un tavolo sul motondoso che credo debba essere fatto con più attenzione anche per i temi non economici e che sia più coinvolgente da parte di alcuni enti locali, di tutta la gronda lagunare e soprattutto del Comune di Venezia, e con alcuni temi molto più attenti come l'autorità della laguna, un nuovo soggetto che oggi lavora in laguna, alla quale bisogna capire quali sono il futuro di queste realtà, perché è evidente che in laguna ci sono 6-7 enti competenti, basta pensare che le targhe le rilasciano 2-3 enti competenti, quindi c'è un caos normativo che non è colpa di nessuno, è figlio di una storia che ci ha portato fin qui, che però oggi risulta evidente che se si fa un'autorità per la laguna e gli diciamo che deve tutelare la nostra laguna e deve tutelare la nostra città, le nostre barene in tutta la gronda lagunare, evidentemente credo che bisogna cominciare a ragionare con lei anche per un alleggerimento burocratico, per unire le competenze, per dire anche che il motondoso lo combatti quando c'è un solo soggetto che ha tutte le competenze, perché non puoi combattere il motondoso in un canale sì, in uno no, ragionare con una targa sì e con una no. Io penso di aver detto tutto, di aver detto fin troppo, vi ringrazio per la vostra presenza e do la parola a Marco Ghinami. Prego Marco.
Allora, buongiorno a tutti. Intanto ringraziamo tutto il Consiglio regionale del Veneto per questa opportunità e ovviamente in particolare il consigliere Montanariello che si è fatto promotore dell'iniziativa e finalmente possiamo dire che anche la Regione ha preso in considerazione la cosa. Chiaramente ringraziamo anche la stampa che è sempre stata molto attenta al tema e ogni qualvolta avessimo avuto bisogno del loro intervento ci sono sempre stati. Dunque, il Gruppo Insieme nasce nell'estate del 2019 per volontà inizialmente di un piccolo gruppo di società sportive, ovviamente che dedicano la loro attività agli sport acquei, quindi principalmente voga e vela. Ci sono stati alcuni spiacevoli episodi e da lì un po' è nata questa cosa e quindi spiacevoli episodi, incidenti nautici accaduti ai nostri atleti o anche a semplici soci amatori e diciamo esasperati un po' da questa situazione di un traffico senza controllo e dalla quasi totale mancanza ovviamente di una cultura vera e propria di salvaguardia della città, del patrimonio artistico, culturale e per quanto ci riguarda di quello sportivo, abbiamo deciso di creare un gruppo di lavoro. Oggi siamo in 42, tra cui anche un'entità che si occupa di educazione alla navigazione su piccole imbarcazioni a motore. Non abbiamo una forma giuridica definita, però abbiamo sempre agito congiuntamente e in totale sintonia e questo, ripeto, da 6 anni a questa parte. Dunque, il problema chiaramente nasce da dentro la città e quindi da tutti coloro che usufruiscono delle acque sia a scopo professionale che a scopo diportistico. Quindi in primis parliamo di trasporto pubblico, quindi a CTV, Alilaguna, Gran Turismo, taxi e a seguire appunto trasporto merci e non ultimo i diportisti. Parliamo di gente che vive la laguna quotidianamente e purtroppo la stragrande maggioranza di queste persone lo fa con totale incuria e con diciamo pochissimo rispetto di quelle che dovrebbero essere le regole da rispettare riguardanti sia la fragilità che le criticità sia del suo ambiente, ma noi parliamo in questo caso di sicurezza alla navigazione. Le risposte sono sempre state abbastanza pronte, quindi c'è un problema di rispetto degli orari di navigazione per quanto riguarda il trasporto pubblico, dobbiamo contenere i costi perché diversamente rallentare le imbarcazioni potrebbe provocare un aumento dei costi, dobbiamo dare un servizio al cittadino, si parla sempre di servizio al cittadino, ma in effetti sì, è un servizio al cittadino, ma nel caso di Venezia purtroppo è diventato un servizio al turista. Ecco, i cittadini purtroppo soffrono di questa cosa, però non stiamo a parlare, è una decisione abbastanza congiunta tra veneziani, ahimè, perché poi la gestione effettivamente economica della città è in mano ai veneziani. Quindi viene sempre considerato in primo l'aspetto economico, che viene definito servizio al cittadino, ma si è sempre parlato pochissimo di sicurezza e non ultimo di inquinamento ambientale. Quindi possiamo dire tranquillamente che oggi vogare in laguna o navigare con una piccola imbarcazione può risultare non sicuro e soprattutto poco salubre. Quindi è per questo che noi abbiamo iniziato una campagna di proteste, questo all'inizio, comunque proteste civili contenute e sempre autorizzate, poi informativa e siamo arrivati ad avere finalmente un'interlocuzione costante con le autorità, quindi con l'autorità, diciamo con l'amministrazione comunale, con capitanieri di porto, prefettura, eccetera, eccetera, forze dell'ordine. Siamo riusciti pian piano a sensibilizzare l'opinione pubblica cittadina, dico cittadina perché al di là del ponte, o forse un po' più in là, via a Mestre, possiamo dire San Giuliano, nessuno sa cosa sia il problema del motondoso. Quindi c'è una sensibilizzazione qui, ma non è mai stata fatta una sensibilizzazione al di là, cioè sulla terraferma o al turista o chi viene a Venezia
anche per una semplice passeggiata. Nessuno sa cosa sia il problema del motondoso. Bene, comunque oggi possiamo dire che qualcosina si vede, in ogni caso sono stati fatti 2 stati generali, è stato approvato un sistema, finalmente il SISA, quindi sistema sanzionatorio da remoto, però anche lì perché noi abbiamo comunque martellato costantemente, ma certamente siamo ancora molto lontani. Ci definiamo moderatamente soddisfatti, insomma, di quello che è stato fatto fino ad oggi. In questi anni di confronto e di lavoro elaborato abbiamo fatto alcune considerazioni importanti e, diciamo, maturando quelle principali azioni che riteniamo maggiormente efficaci per poter risolvere gran parte del problema, non totalmente, ma gran parte del problema. E noi ne abbiamo, diciamo, estrapolate 3 che sono quelle più significative. Quindi un registro unico dei natanti, perché manca un registro unico, quindi non sappiamo effettivamente quante barche ci siano, a che tipo di scafo hanno, che tipo di motore hanno, che tipo di propulsione. Quindi creare un registro unico, così come è stato fatto per il trasporto su ruota, farlo anche con le imbarcazioni. Quindi avere un registro dove c'è uno scafo con un motore e una propulsione. Scalo merci unico con un distributivo organizzato, perché oggi qualsiasi vettore va ovunque, quindi non c'è un'organizzazione sul trasporto delle merci a Venezia. E era stato preso in considerazione il tronchetto, adesso al tronchetto sono stati un po' cambiati i piani, noi abbiamo proposto l'area di San Basilio, comunque dopo ne parlerà anche Lucio, l'ex terminal crociere, insomma abbiamo buttato lì un po' di idee, poi è chiaro non spetta a noi decidere la destinazione. Il più importante invece è l'obbligo del sistema GPS su tutte le imbarcazioni, perché sarebbe il sistema assolutamente più economico e lavorerebbe a 360 gradi. E chiaramente si parla di privacy, non privacy, qui parliamo innanzitutto, prima della privacy, parliamo della sicurezza e di un vero controllo del traffico acqueo. Ecco, tutto qua. Io, per quanto mi riguarda, questa è un po' la nota, diciamo così, introduttiva. Adesso passo la parola a Lucio Conz, che così nel dettaglio spiegherà un po' quelli che sono i punti. Grazie. Grazie Marco, grazie anche per le proposte, perché insomma non sempre quando viene evidenziato un problema viene fatta anche una proposta che diventa elemento di discussione, magari si cambia ma c'è un punto di partenza, quindi credo che sia una cosa molto positiva che ci mette anche nella strada giusta per poter pretendere che quello che abbiamo fatto in Regione venga fatto anche a Roma e quindi si lavori in questa direzione. Prego Lucio. Buongiorno a tutti, intanto mi presento, sono Lucio Conz dell'Associazione Canottieri Giudecca e uno dei portavoce del gruppo Insieme, si sente? Sì. Allora, come associazioni sportive noi trattiamo i 2 argomenti che ci riguardano in maniera diretta, scusate. Il moto ondoso e la qualità dell'aria. Il moto ondoso chiaramente perché il nostro sport è fatto sull'acqua, quindi è direttamente collegato, l'aria dopo lo vediamo. Il moto ondoso è un problema che si è aperto col primo servizio omnibus in Canal Grande che risale al 1868. Già allora c'erano le prime lotte contro il moto ondoso. I dati salienti per quanto ci riguarda è la istituzione della Commissione per lo studio al moto ondoso, che è partita nel 1986 ed è durata 8 anni, che ha prodotto una mole non bassa di documenti e di studi. Il 2001, la nomina del dicembre 2001, la nomina del primo commissario al moto ondoso. Nel 2019 la nostra, perché in tutti questi anni ci sono stati solo bla bla, di concreto non si è visto nulla. La Commissione al moto ondoso, dicevo, ha lavorato per 8 anni, ha fatto una serie di studi sul moto ondoso non di basso livello, ha fatto anche delle prove sperimentali sulle imbarcazioni della laguna che dopo vediamo e soprattutto aveva fatto delle raccomandazioni e definito una serie di interventi che la politica ha messo in un cassetto.
quindi non sto parlando dell'amministrazione attuale, di tutte le amministrazioni che si sono susseguite nel tempo. Le lobby del trasporto merci hanno avuto via libera su tutto. Le prove sperimentali su 25 natanti, secondo me, è una base di partenza su cui cominciare a ragionare. È stata fatta nel 1988 prendendo in considerazione 25 tipologie significative, quindi motoscafi a CTV, a taxi, barche da trasporto, eccetera, eccetera. E, non so se si vede sopra, comunque l'importante è notare che solo 14 di queste tipologie di natanti su 25 raggiungevano i 20 km all'ora. E l'altezza media che queste che li raggiungevano veniva prodotta era di 39 cm, con un massimo di 50. Il non aver applicato le raccomandazioni della Commissione ha portato alla situazione attuale, dove anche barche che rispettano il limite, e sono pochissime, il limite dei 20 km all'ora, producono onde superiori al metro. In parallelo vediamo l'evoluzione che il traffico acqueo ha avuto nel tempo nella laguna di Venezia. Mi riferisco a dati, ci riferiamo a dati, i primi due riferiti a quaderni di Insula. Il 2003 è una relazione al commissario al Motondoso, il 2022 è una relazione fatta dalla Capitaneria di Porto al Salone Nautico del 2023. Sono tutte stime, perché, come diceva Marco, non esiste un registro delle barche in circolazione per la laguna. Il trend che è importante vedere è che dalle 4.400 barche a motore del 1961 siamo passati alle 60.500 del 2022. È anche importante notare l'evoluzione delle ore di moto e dei chilometri percorsi. Ripeto, sono sempre stime che non faccio io, ma che hanno fatto questi funzionari, diciamo. Siamo passati da 1,5 milioni di ore di moto a 11 milioni di ore di moto. I chilometri percorsi sono passati da 6,5 milioni a 91 milioni di chilometri. Non c'è un posto al mondo dove c'è questo problema, cioè Venezia è speciale. Abbiamo chiesto alla Regione di darci l'aumento dal 2022 al 2024 delle targhe LV. È aumentato del 21%, sono 6.584 nuovi contrassegni. Questo porta nel 2024 a avere, a livello di rapporto tra popolazione e barche circolanti, 901 barche per 1.000 abitanti. Questo considerando non il centro storico di Venezia, ma l'estuario di Venezia. Moto ondoso. Cosa provoca il moto ondoso? Provoca la distruzione delle rive e la insicurezza della navigazione. L'immagine che vedete è uno scontro col vaporetto della CTV a Sant'Elena e una barca di allenamento delle ragazze che è stata tagliata in due praticamente dal motoscafo. Mi soffermo un attimo sul danno alle rive. Non è una cosa marginale. Facendo il costo medio in base agli appalti che ha dato il Comune ultimamente, il costo è di 11.500 euro a metro lineare. Se ragioniamo che il canale ha 2 sponde, sono 23 milioni al chilometro, è il costo di una strada grande di costruire, quindi non è un costo marginale. Per dire, il buchetto di quella casa popolare, tra virgolette, che è là, è costato ai signori che ci abitano sopra 210.000 euro. Uno fa il mutuo perché non è detto che abbia quei soldi. Non c'è un rimborso da parte della comunità in questo momento. A questo fine mi ricollego alle ore di moto o altro. Cos'è che provoca il danno alle rive? Il numero di cicli di onde che vanno a sbatterci contro, cioè come il fil di ferro, no? Tu puoi, per romperlo, puoi tirarlo, ma devi mettere un carico molto grosso per romperlo, oppure lo puoi affaticare, cioè lo puoi snervare un po' alla volta. Le onde fanno questo effetto qua. Se ragioniamo con le ore di moto e
e con chilometri percorsi, fatto 100 la vita di una riva nel 1961, adesso l'abbiamo ridotta a 1/10. E sto parlando di un effetto lineare, perché non è che le onde che abbiamo adesso sono le stesse che avevamo nel 1961. E la velocità provoca un'energia che è 3 volte al cubo, non al quadrato, al cubo, quasi al cubo. Questo lo dice Dal Paus, non lo dico io. Quindi il danno è sicuramente, cioè stiamo riducendo la vita a meno di 1/10 di quello che c'era una volta. Quindi possiamo anche chiedere di darci finanziamenti per aggiustare le rive, ma prima riduciamo il danno che facciamo, altrimenti stiamo sperperando denaro nostro. Un'altra puntualizzazione, il porto ha fatto uno studio per vedere l'effetto delle onde sul canale Malamocco-Marghera, il canale dei Petroli. Le ore di moto delle navi in canale dei Petroli all'anno sono 4.650, hanno fatto uno studio. Per 11 milioni di ore di moto non c'è uno studio. Parliamo del secondo tema, delle emissioni in atmosfera. Allora, perché interessano a noi che facciamo sport sull'acqua? Una persona che cammina respira da 6 a 8 litri. Uno che fa attività fisica moderata dai 40 ai 60 litri. Chi fa l'attività intensa, allenamento e gare sono da 100 a 150 litri. Cioè, uno che fa attività fisica respira circa 17-18 volte più aria di quella che respira uno che cammina. Quindi l'aria inquinata di Venezia per noi è un problema determinante. Dell'aria si era interessata per la prima volta la legge speciale di Venezia, che nel 1973 aveva imposto l'uso di combustibili gassosi o di elettricità sia per gli impianti industriali che per gli impianti di riscaldamento dell'estuario di Venezia, centro storico e estuario. La norma era stata introdotta per la protezione dei marmi, perché il carbonato di calcio si trasforma in solfato di calcio, quindi gesso, e quindi si rovinava. Negli stessi anni la Comunità Europea emanava le prime direttive per il controllo di emissioni dei veicoli, dove per veicolo è Treccani, ogni mezzo meccanico guidato dall'uomo per il trasporto di persone, animali o cose. L'Italia l'ha recepito come autoveicoli, cioè ha tolto tutti i marittimi, aerei, eccetera, eccetera. Questo comporta, gli autoveicoli hanno dei limiti fissati dalle varie normative Euro 1, Euro 2, adesso siamo a Euro 6D, arriveremo all'Euro 7. L'obbligo della revisione per le automobili ogni 2 anni e per i camion ogni anno. Inoltre l'utilizzo del gasolio per l'autotrazione deve contenere un contenuto di zolfo inferiore allo 0,001% di zolfo, che vuol dire 1 grammo di zolfo ogni 100 kg di gasolio. Per i veicoli nautici vale solo la normativa internazionale, non abbiamo qualcosa di specifico. Fino al 2019 il contenuto di zolfo che avevano la parte nautica era di 3,5%, cioè 3,5 kg ogni 100, 3.500 grammi. Dal 2020 è stato ridotto allo 0,5%, quindi 500 grammi ogni 100 kg. Dal 1 maggio 2025 il Mediterraneo è diventato area secca, quindi a controllo delle emissioni solforose, ed è stato ridotto allo 0,1%, quindi 100 grammi per ogni 100 kg. Vuol dire che è 100 volte più inquinante in contenuto di zolfo rispetto a quello dell'autotrazione, comunque. Cosa provoca per Venezia? Guardiamo prima l'Ennio 2 perché è quello più emblematico. Dal 2017 anche Venezia ha una centralina che misura le condizioni del traffico, dell'inquinamento da traffico a Venezia. Prima non c'era per via degli autoveicoli, quindi non c'era l'obbligo da parte della regione di mettere una. Però è stata accettata, è stata fatta. Da subito è schizzata, cioè come elemento. Difatti ancora oggi è la peggiore centralina per il rilievo dell'Ennio 2 del Veneto. All'inizio era molto
alta fino al 2019, era al 9° posto in Italia. Dal 2020, Covid, non ci sono più le navi da crociera, non passano più e non ormeggiano più. Il Comune ha fatto una ordinanza per ridurre i transiti nel canale del Rio Nuovo. Chiaramente le barche non passano di là, passano dall'altra parte, però. Ecco, no. Per le città della terraferma viene detto che l'NO2, che si è ridotto negli anni, no? Se guardate le centraline di Venezia, il primo anno sono rosse, dopo non sono più rosse, perché sono entrati Euro 5, Euro 6, eccetera, che hanno ridotto il contenuto di quello che viene emesso con filtri antiparticolato, l'urea, cioè tutta una serie di interventi che non ci sono qua. E non mi ricordo più, sono perso, scusate. Vabbè. Allora, ok, porca no, il Rio Nuovo, quindi adesso mi tiro. Vado avanti sulla prova, mi ricollego. Allora, dopo ritorno, casomai. Per il PM10 siamo allineati con tutte le centraline di Venezia, quindi il problema rimane. Ecco, è da notare che, stavo dicendo, nella terraferma viene dato come il riscaldamento l'elemento determinante per fare, ecco, ma a Venezia il riscaldamento non c'è, abbiamo solo gas e roba, quindi è unicamente provocato dal traffico acqueo. È da tenere presente che i limiti NO2 da qui al 2029, quindi entro il 2028, verranno ulteriormente ridotti. E soprattutto viene introdotto un limite giornaliero di 50 microgrammi da non superare più di 18 volte. La centralina del Rio Nuovo nel 2021 l'ha superato 51 volte, 71 nel 2022, 59 nel 2023. Il 2029 è dopodomani. E l'Italia è soggetta a 3 procedure di infrazione in cui è compresa anche l'area di Venezia, soprattutto per l'NO2. La centralina NO2 che sfora è quella del Rio Nuovo, non ce ne sono altre. Cosa chiediamo? Riepiloghiamo un po', dopo ti lascio. Allora, attivazione dei sistemi di controllo. Come diceva, noi puntiamo soprattutto sul Differential Global Positioning System. È un sistema previsto dal regolamento della città metropolitana ed era previsto nella relazione del commissario Costa. È l'unico modo per parlare di sicurezza della navigazione e di controllo del traffico. Altri metodi sono prese in giro o spendere soldi, che può essere anche quella una soluzione. Emanare una serie di norme per definire per ogni tipologia di canale o area della laguna il limite di velocità che può essere tenuto ai fini della sicurezza della navigazione e l'altezza delle onde che possono essere provocate ai fini invece della salvaguardia delle sponde. Questo in funzione della tipologia della barca, dislocamento, eccetera, eccetera. Sarebbe forse il momento di fare un aggiornamento delle altezze d'onda degli scafi che attualmente stanno circolando in laguna, perché il 1988 sono 37 anni fa, le barche sono completamente diverse. Cioè fare il punto zero, secondo me, per dire stiamo migliorando, devi avere un punto di riferimento, altrimenti a occhio non è poco scientifico. La creazione del pubblico registro dei veicoli nautici, che l'aveva già detto, quello è la prima cosa da fare. La realizzazione dell'interscambio merci a San Basilio, che secondo noi potrebbe essere dato in gestione al porto, cioè perché è un punto di interazione, lui può collegarsi a livello, facciamo prospettive lunghe, con le navi, cioè trasportare le merci con le navi, col treno, perché arriva il treno. Allora fare proprio un qualcosa di ultra migliorativo del passaggio e dopodiché ed è centrale sulla laguna. Installazione di una nuova
stazione di misurazione, nel senso che non è che spostando il traffico da Rio Novo e mettendolo da un'altra parte abbiamo risolto il problema, nel senso che diventa una presa in giro, cioè avere un'altra per bilanciare e controllare che effettivamente la qualità dell'aria è migliorata. Far sì che chiedere alla politica, diciamo, di far introdurre nella legge speciale non solo i soldi per aggiustare le rive, ma anche le regole base di gestione di una città unica, e deve farlo una legge nazionale o europea, sarebbe ancora meglio. L'impegno da parte delle amministrazioni di far dichiarare il Mediterraneo area ECA, cioè non secca, ma gestione delle emissioni, comprese anche l'azoto, cioè l'NO2, perché è quello che sta coinvolgendo tutti i porti d'Italia, perché tutte le stazioni che vanno fuori sono quelle di porti italiani. E poi creazione di un sistema premiale, che si può fare solo attraverso il GPS, che chi fa meno onde può viaggiare più veloce e chi inquina meno può navigare più liberamente in tutti i posti, cioè non è che vai con qualsiasi barca dappertutto, se tu inquini, non so, nel Canal Grande non entri, e così via. Basta, spero di non avervi deviato. Grazie Lucio, tutto molto interessante. Credo che non era futuro quello che dicevi, perché in tutte le altre città anche del Veneto c'è un interporto, si arriva con i camion, si arriva con i treni, a Rovigo si arriva anche su alcune rive, quindi non è fantascienza quello che dici. Probabilmente a Venezia siamo un po' indietro su questa concezione, probabilmente faccio una battuta, perché a Venezia più che pensare a produrre si è sempre pensato a vendere turismo, e quindi a meno creare infrastrutture economiche e fisiche. E ne parlavamo con Marco prima, ci faremo carico di mandare questo inizio di idee di percorso anche ai nostri rappresentanti a Roma. Per le vie brevi, gliene parlavo l'altro giorno anche al senatore Martella, che diceva mandami tutto, vediamo di riproporre la stessa richiesta che abbiamo fatto qua di un piano del traffico con tutto l'arco costituzionale, che magari la firma all'interno delle Camere, di Camera e Senato. Credo che sia una sfida difficile, perché non prendiamoci in giro, si toccano interessi economici, si toccano stati ormai consolidati all'interno della città, però abbiamo visto dalle slide che ci ha mostrato Lucio che è un dibattito che non può più essere rinviato. Chiudo dicendo che noi su questo tema, insomma, lo avete già visto, siamo sensibili, ci stiamo da tempo, abbiamo scritto anche una legge sulla tutela, valorizzazione e censimento delle barche tipiche della Laguna di Venezia e dell'Alto Adriatico, insieme con Cesare e con tutto il gruppo. Vi ringrazio per averci fornito anche voi del materiale fotografico per il libretto. Formalmente ve ne do una copia anche oggi, visto che ci sono le vostre foto anche all'interno. C'è qui Cesare, che è stato fondamentale per la buona riuscita dell'esito. Io vi ringrazio, adesso chiuderei perché poi ci sono delle operazioni post conferenza di interviste e comunicati che vanno fatte. Grazie, noi restiamo a disposizione e in bocca al lupo, una sfida dura, difficile, ma noi e tutti gli amministratori di buon senso credo non possano stare al vostro fianco, perché Venezia è una sfida troppo importante da non tentarla insieme e tentare di salvarla, perché dopo millenni non può oggi l'ingordigia dell'uomo provare a distruggerla. Grazie.